Nel 2014 l'agricoltura veneta cresce ancora del 2%, questo è la PLV che l'azienda ha stimato con le prime analisi sull'andamento appunto del settore agroalimentare veneto. Vediamo. Ha inciso molto per alcune culture positivamente ovviamente l'andamento climatico, per le culture che consumano acqua, quindi mais, bietola e soia eccetera, delle ottime produzioni, meno invece ha inciso negativamente, quindi un segno meno per la produzione vitivinicola e dopo ovviamente la trasformazione in vino. Ovviamente vicino alla produzione ci vanno messi anche i prezzi, alcuni prezzi hanno tenuti, però sostanzialmente ci sono anche molti segni negativi. E quindi questo, vicino ad un aumento costante dei costi di produzione, ha portato molte aziende a segnare una regressione, una diminuzione del reddito. Cioè faccina in su o faccina in giù? Allora, che sia contento non penso molto, ovviamente dopo dipende dalle produzioni, dipende dove l'impresa è impegnata. Se consideriamo i nostri campioni di produttori di vino, pensiamo ai segni positivi sui mercati specialmente sia nazionali ma internazionali del Prosecco piuttosto che di altri vini dell'area veronese, sicuramente la faccina è positiva. Per i produttori invece che continuano e producono aziende magari estensive però che producono commodity, evidentemente se il prezzo delle commodity è prezzo internazionale la faccina non può essere positiva. Positiva invece per le bietole, positiva per i produttori di melo ma non per i produttori di pesca, delle pesche. Dal punto di vista della carne sicuramente segno negativo, sebbene dei segnali positivi ci sono con questo tentativo già in corso, che quindi è più che un tentativo di valorizzare con un marchio regionale di qualità verificata le produzioni di carne bovina e soprattutto integrando nella filiera anche la distribuzione, quindi questo è un segnale molto positivo. E in qualche modo il formaggio, quindi le produzioni lattiero-casearie tengono anche nei mercati sia interni e ovviamente nell'internazionale, però c'è questo, innanzitutto adesso i prezzi del latte pagati alla stalle sono in diminuzione, soprattutto c'è questo punto interrogativo dopo 30 anni di termine delle quote latte. Le criticità riguardano soprattutto, diciamo così, le produzioni che risentono dei fattori climatici, soprattutto quei settori che hanno come fattore critico l'acqua. L'acqua anche nel Veneto, non si sarebbe mai detto fino al 2005, 2004-2005, sta diventando un fattore di criticità. Credo che su questo dobbiamo investire molto, non soltanto sul fronte, così come la Regione peraltro sta facendo, della prevenzione dei dissesti idrogeologici, ma anche proprio sul fronte delle strutture, dei supporti che dobbiamo dare per garantire adeguato livello di approvvigionamento idrico alle culture che vengono fatte appunto qui nel Veneto, soprattutto quelle estensive. Sul fronte invece della crisi io credo che l'elemento sul quale dobbiamo riflettere molto sia ancora quello della qualità. La qualità ci ha salvati sotto certi punti di vista o ha contenuto i riflessi negativi della crisi sulle nostre produzioni agroalimentari del Veneto. Per fortuna che in passato, bisogna dire, la Regione Veneto ha investito in questa direzione. Sono queste le armi che Veneto Agricoltura offre al mondo agricolo veneto per combattere la battaglia sui mercati nazionali e internazionali? Il ruolo che Veneto Agricoltura può svolgere rispetto a questa prospettiva è appunto quello di offrire gli elementi di analisi e di prospettiva
soprattutto attraverso anche un lavoro di ricerca, di approfondimento, di individuazione di possibili ipotesi da offrire poi ai decisori politici, e in questo penso che Veneto Agricoltura ha svolto e potrà svolgere ancora di più in futuro il proprio ruolo. Avere dei dati iniziali, avere delle esperienze significa poi saper progettare il futuro, questo mi pare che sia abbastanza ovvio. Un futuro che per l'agricoltore veneto come è roseo oppure un po' plumbeo? Ma io voglio che sia roseo, non sarò mai uno che costruisce o fa analisi negative. Possiamo fare delle analisi anche negative nel contingente, ma la speranza deve essere quella sull'investimento forte da parte della Regione del Veneto su un comparto che deve rimanere leader a livello nazionale, quindi io lo vedo roseo e quindi affrontare con determinazione i problemi dei singoli comparti. Quindi gli strumenti che adesso verranno messi in mano al mondo agricolo sono? Beh, io non voglio dire che siano solamente quelli finanziari, sono sicuramente notevoli perché sono 1,2 miliardi di euro per i prossimi 6 anni, ma voglio che siano anche normativi, previsionali, analitici, legati alla ricerca, all'innovazione, alla conoscenza dei mercati internazionali, a come aggredirli e come accompagnare i nostri imprenditori per riuscire ad avere quote di mercato sempre maggiori, quindi tutto quello che non solamente di materiale in termini finanziari ma anche di materiale in termini di studi, di analisi e anche di accompagnamento possiamo mettere in campo. L'agricoltura veneta nel 2014 cresce ancora, solo 2%, ma cresce, è una performance importante. Questi sono i dati che sono stati presentati da Veneto Agricoltura nella Corte Benedettina recentemente, proprio per dare al mondo agricolo strumenti di conoscenza e anche ovviamente di gestione.